Euroregione News. Il Terminal Nord entra nel Guinness. Il centro commerciale Terminal Nord di Udine è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati con il grissino più lungo del mondo, certificato domenica 12 maggio dal giudice del Guinness World Records Lorenzo Veltri, che ha misurato 116 metri e 55 centimetri. Per il grissino del Terminal Nord il Guinness ha creato una nuova categoria che così apre le sfide internazionali per cercare di battere il risultato ottenuto a Udine. È stata una preparazione abbastanza lunga, durata ben 3 ore, durante la quale è stato fatto un lavoro molto meticoloso per evitare una cosa fondamentale, che si spezzasse il grissino. Questo avrebbe annullato il record, per cui il lavoro è stato lungo, meticoloso, ma alla fine con 116 metri e 55 centimetri il centro commerciale Terminal Nord si aggiudica un nuovo titolo del Guinness World Record. Il maxi grissino più lungo del mondo è stato ottenuto dopo un mese di prove. 40 persone all'opera, un impasto da 100 kg e un forno che ha viaggiato per 1000 km per arrivare nel capoluogo friulano, un forno che vanta già la cottura della pizza da record mondiale. Il grissino, con un diametro medio di circa 3 cm, è stato cotto introducendo 2 metri di impasto alla volta nel forno, provvisto di una bocca di entrata e di una di uscita, e rimanendo all'interno circa 2 minuti e mezzo, tempo necessario per la cottura. Sotto l'occhio vigile del giudice, il grissino non poteva subire alcun tipo di interruzioni. Al termine della cottura e della misurazione, il grissino è stato avvolto nel prosciutto offerto dal Consorzio Prosciutto di San Daniele, per poi essere offerto alla cittadinanza. Il direttore del Terminal Nord, Gabriele Gentili, ha sottolineato il valore aggiunto da questa iniziativa alla funzione primaria di un centro commerciale, che è quella dello shopping, soprattutto con l'obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi prodotti tipici. Diciamo che sempre di più c'è bisogno di offrire alla clientela un'esperienza che va anche un pochino oltre lo shopping, che deve esserci e deve sempre essere migliore. Gli eventi che facciamo mirano a questo, a offrire un qualcosa in più che valorizzi in primis il territorio, perché ci rivolgiamo comunque a una città e una regione che hanno delle peculiarità, e poi chiaramente a tutti i nostri visitatori, quindi l'idea nasce un po' da questo, cioè da un qualcosa che coniughi sicuramente lo shopping, ma anche qualcosa di unico, quindi Guinness World Record è quale migliore occasione. Diciamo che è stata anche un'occasione per mettere in evidenza prodotti locali, prodotti tipici locali, questo è una valenza da sottolineare. Assolutamente, non avremmo fatto altrimenti un tentativo di record se non ci fossero stati questi presupposti. Diciamo che ci sono tanti record da battere, ma abbiamo preferito istituirne e crearne uno nuovo che ad oggi non esisteva, partendo dal territorio, come dicevo prima, quindi c'è questa tradizione a Udine, chiaramente chiaramente capitale del prosciutto a livello internazionale, quindi l'idea del grissino si sposava perfettamente. Grande soddisfazione degli organizzatori e di tutti i partner della manifestazione: Cerealia, impresa leader del settore della panificazione, e l'azienda Magliano Forni, guidati dallo staff degli esperti pluridetentori di record dell'agenzia Jazz. All'evento ha aderito anche il comitato di Udine della Croce Rossa Italiana, un risultato che per la città di Udine è motivo di orgoglio. Questa è stata una sfida indubbiamente complessa, perché, come hanno certificato i giudici, non era per niente scontato che Udine, grazie a questa importantissima iniziativa, potesse entrare nel Guinness dei primati, e quindi che la città di Udine entri nel Guinness World Record è un grande onore per la nostra città. Un grazie a tutti quelli che hanno contribuito a questa iniziativa, quindi principalmente il Parco Terminal Nord e tutti i negozi che hanno aderito, e i panificatori, perché non era un'operazione facile, che hanno lavorato da stamattina per raggiungere questo obiettivo qua, e al Consorzio di San Daniele, perché è ancora una volta una nostra eccellenza che in qualche modo ci fa conoscere in Italia e nel mondo. Euroregione News.